Buonasera Massimo Giorgetti. Buonasera. Lei di Alleanza Nazionale, assessore alla sicurezza nel Veneto. Lei trova normale che il prefetto e il questore, quindi due rappresentanti dello Stato, vadano a lezione di sicurezza da un privato cittadino, anche se insomma, è un autorevole consigliere collega regionale, autorevole, ma insomma comunque è un membro di un partito, è un privato cittadino alla fine. È No, normale? credo che sia un gran brutto scivolone, un modo sbagliato per presentare un provvedimento, quello fatto dal governo, che ha degli aspetti positivi, ma sicuramente è esattamente contrario di quello che si vede in questa foto come senso. Quindi credo una gran brutta figura. Però è un suo alleato, Sì, ma vuol dire, collega di io Forza l'ho Italia, no? criticato perché... Cioè non è un membro dell'opposizione. No, no, ma voglio dire, per fortuna dentro un grande partito c'è anche molta discussione. Il tema è cosa significa il decreto fatto dal governo, che vuol dire che il sindaco, previo parere del prefetto e della conferenza provinciale per l'ordine pubblico dove siede il questore e tutte le altre forze di polizia, può utilizzare gruppi di volontari, non milizie di partito, per alcune funzioni di sicurezza accessoria che io interpreto con buon senso, in nessun modo sostitutive a quelle che sono le azioni che fa la polizia, ma che possono coadiuvare soprattutto la polizia locale, i vigili urbani, in alcune cose che sono positive. Adesso poi entreremo nel dettaglio, certo. Giorgetti, anche perché lei operando sul territorio poi ci può raccontare anche della sua esperienza diretta. Una domanda rapidissima, perché secondo lei il questore e il prefetto sono andati a questo incontro? Io spero per capire, per rendersi conto come fare, dare applicazione. Sicuramente non è stato un bello spettacolo. Giorgetti, anche lei ha una serie di esperienze sul campo da raccontare come Giardullo che dice che ci sono delle ronde dei volontari che segnalano le auto della polizia come sospette, insomma, infatti incidenti. È necessario il massimo coordinamento di queste iniziative che non possono essere né spontanee né tantomeno spintanee. All'amico Salvini dico che a Verona funziona perché c'è un quadro di certezze e di riferimenti. A Padova le ronde della Lega sono fuori legge rispetto alla norma fatta da Maroni, perché il sindaco, la norma che prevede che il sindaco chieda l'utilizzo passando dal prefetto, eccetera, 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 quello che avete scritto, che è stato scritto e che io condivido nel decreto, nell'ultimo decreto, non viene fatto. Quindi il mio invito è, siccome purtroppo stanno succedendo questi avvenimenti, calma e sangue freddo. Le ronde hanno un senso se collaborano su servizi tipo i nonni vigili, tipo il presidio di qualche parco, tipo cose che sono già di competenza, vuol dire, dell'ente locale, senza confusioni rispetto ai ruoli che sono chiaramente delle forze dell'ordine. Ecco, invece lei dice che a Padova sono fuori legge le ronde della Lega. Sì, beh, l'iniziativa, loro erano in stazione, non si sa mandati da chi, non si sa far che, non sicuramente secondo quanto previsto. Questo per sottolineare la confusione che è pericolosa, voglio dire, per tutti, anche per la Lega, su cui molte iniziative le condividiamo, tipo quella di Verona, perché come assessore regionale alla sicurezza col sindaco Tosi l'ho concordato io, quella procedura. Quindi c'è un approccio che è coordinato e che può andare bene. È pericoloso. Salvini, non pensa anche lei che questa confusione sia pericolosa? Ma a parte il fatto che il decreto nasce appunto per mettere dei punti fermi in questo tema, dire che sono fuori legge 10-15 persone che vanno alla stazione e invece di passare la serata davanti al film o al Festival di Sanremo passeggiano davanti alla stazione, oppure come abbiamo fatto noi a Milano settimana scorsa, quando una quindicina di papà, invece di stare a casa davanti al Grande Fratello, sono andati in Piazza Trento, a Milano, dove c'è la prostituzione minorile, a far due passi sotto la pioggia con gli ombrelli, e guarda caso quella sera i prostituti giovani e i clienti non si sono fatti vedere. Ecco, dire che della gente che ci mette il tempo, le gambe e il telefonino per evitare che il parco sia preda di spacciatori o il cimitero sia infestato da viados siano fuori legge mi sembra veramente fuori dal mondo adesso. Scusa, però permettimi Salvini, se uno di questi persone di buona volontà, che magari ingenuamente non conosce la legge o vede quello che proiettano i giornali e i telegiornali, va
armato di buona volontà e si prende una coltellata, te la assumi tu la responsabilità politica e civile di aver messo o illuso quella persona. Un conto è sotto il coordinamento delle forze dell'ordine, siano esse rappresentate dalla polizia locale, siano rappresentate dal prefetto o da chi vuoi. Cosa diversa è fai da te in questa materia.